Adesso però facciamo Netflix. Che cos'è Netflix? Cambiamo un po' le carte, Sì, vai. Netflix è quel modo in cui abbiamo noi della Radiazza, ma soprattutto Gianni, di raccontarvi la storia della canzone napoletana, e lo facciamo attraverso degli appuntamenti, delle puntate vere e proprie. È come se fosse una serie. Questo è un altro episodio. Ovviamente lo sceneggiatore ancora una volta è lui, Salvatore Architravo. Buongiorno. Ma l'avevamo detto. Allora, tutto a posto. 339 666 9990. Siamo in attesa di collegarci con Salvatore. Allora, buongiorno Salvatore Architravo, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori di Radio Marte. Poco fa ho detto lo sceneggiatore di Netflix, sei tu, perché ci racconti alcune canzoni napoletane. Siccome la nostra grande diva Sofia Loren è tornata a recitare in un film del figlio Edoardo Ponti, che presto sarà trasmesso da Netflix, ha 86 anni suonati, pensate un Mamma po'. Mia, che Ma che lei è de Puzzolo, ma Puzzolano come uccide, non lo può uccidere, dai, lo sanno tutti, anche a Parigi, anche Angela Merkel lo sa, che un puzzolano o una puzzolana non muore mai. Scherzi a parte, Salvatore. Sofia però non tutti sanno che cominciò la sua carriera proprio come cantante. Lei raggiunse il sogno che aveva da bambina, perché Sofia voleva fare la cantante. Poi il cinema è stato, per fortuna nostra, un incidente di percorso. E allora che cosa accadde nel 1956, Salvatore? Allora, nel 1956 c'è uno dei primi esperimenti, tra virgolette, come cantante di Sofia Loren. Infatti c'è l'incisione di Come imparata a fa. Una bella canzone scritta dal grande Dino Verdi, musicata da Armando Trovaioli, incisa all'epoca con la RCA, con la produzione Radio Film Musica di Ponti De Laurenti. E questo 45 giri addirittura arrivò nella hit parade italiana per un mese al primo posto. Era una cantante esordiente, tra l'altro, ma il pezzo, possiamo dirlo, Salvatore, tu che sei un profondo conoscitore, è un capolavoro secondo me, no? Sì. Va a ripescare un po' quelle che sono le tematiche, anche se posso permettermi di fare qualche paragone tra Scalinatella con questo amore che va via, addirittura di questo kiss me che significa amore. Si va a riprendere anche un po' tuo fallo americano. È vero, perché lei dice: tu come hai imparato a fare che kiss mi viene a dire ti vorriava sa se poi mi hai lasciato. No, è la storia secondo me tra una napoletana e uno straniero, o viceversa, che poi va via e quindi lascia questo amore in sospeso. E allora grazie ad Architravo sentite la meraviglia del debutto come cantante di Sofia Loren. Grazie Salvatore. Va bene, un abbraccio a tutti voi, un grazie. abbraccio.